Benvenuti a tutti i tifosi del Napoli. Se ami il Napoli con tutto il cuore, sesto chiedo di iscrivervi al canale, così potrete rimanere sempre informati sulle novità del nostro club del preferito. Andiamo al video. Il campionato non si è deciso ieri, anche se il Napoli ha fatto un passo importante sfruttando le difficoltà del momento dell'Inter. Ma mancano ancora 4 gare, ha detto oggi Gianluigi Buffon a Coverciano, tra i vincitori della quinta edizione di Dentro lo Sport, premio ideato da Michele Cutolo, vicepresidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori MCL, e Gianfranco Coppola, presidente nazionale dell'Unione Stampa Sportiva Italiana USSI. Lo scudetto si decide durante tutto l'anno, ha continuato l'attuale capo delegazione della nazionale. Ci sono momenti in cui capisci di aver buttato via qualcosa, lo sapranno quelli di Inter e Napoli. Alla fine chi non vincerà lo scudetto se ne pentirà. Sorpreso di vedere il Napoli in vantaggio? No. Ci ho creduto da quando Conte è arrivato a luglio. Quindi, sulla prossima semifinale di andata di Champions League tra Inter e Barcellona, partire subito favoriti contro il Barcellona o siete una squadra intergalattica, altrimenti farete davvero fatica. Il solo fatto di giocare significa che siete una squadra molto forte e l'Inter è molto forte. Infine sul rilancio della Juventus con l'arrivo di Tudor. Il suo impatto è stato quello di un allenatore che si è subito trovato in sintonia con l'ambiente, lo conosceva, ha creato un bel rapporto con i giocatori e con gli stessi media. Sta facendo un buon lavoro, ha sottolineato Buffon. È un peccato che tutto questo sembri accadere a discapito di Thiago Motta, che resta un allenatore dal talento incredibile. Non so perché è successo. Lascia un mi piace al video e YouTube ti notificherà sui prossimi video del Napoli. Grazie. Continuare. L'ex giocatore del Napoli Kvicha Kvaratskhelia, ora in forza al Paris Saint-Germain, è tornato a parlare del suo addio al Napoli in vista del mercato invernale ai microfoni ufficiali del club francese. Un trasferimento invernale può essere complicato anche per l'allenatore, perché si arriva in squadra a stagione in corso. Il tempo di adattamento è breve, ma penso di esserci adattato molto bene, grazie al presidente, al comitato tecnico, all'allenatore, alla società e, naturalmente, ai giocatori, che mi hanno accolto calorosamente. Mi trovo molto bene qui e questo supporto mi aiuta a dare il massimo in campo. Inizialmente c'erano offerte da molti club, ma un fattore molto importante è stato il fatto che il Paris Saint-Germain aveva già mostrato interesse l'anno scorso. Ho parlato con il presidente, il direttore sportivo e l'allenatore, e il loro desiderio di vedermi giocare a Parigi è stato probabilmente il fattore più determinante nella mia scelta. Ho capito che il club mi voleva davvero e aveva molta fiducia in me, quindi ho deciso di venire qui. Anche il fatto che qui ci siano grandi giocatori e che con loro sia possibile vincere tutto ha avuto un peso importante. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Ti manca Kvaratskhelia del Napoli? O no? Voglio sapere la vostra opinione qui nei commenti. Lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!